E là, su Pep. Niente, stiamo aspettando questo fatto del conclave che non si riesce a decidere quale sarà il Papa nuovo. E mi sta venendo un'ansia, devo dire la verità. Cioè, immagino quelli che stanno a Piazza San Pietro con quello così da 2 giorni a guardare il spigno, diciamo il comignolo, dove deve uscire il fumo, e a mai sa cervicale che ti viene. Dopo, quando hai eletto il Papa sta buono e tu sei ingliccato, dici. E poi stavo pensando, riflettendo, alla responsabilità che ha il protagonista del conclave, il protagonista assoluto, quello che ha da fascio fumo, cioè quello che sta da stare là sotto a tutto là e deve stare concentrato, cioè fumo, per esempio adesso il fumo nero, quello deve buttare la gravonella, fumo bianco, o zucchero, la farina, non lo so, e ha responsabilità che tiene quello, cioè che non può fare niente, non è che dice a piscivocare la televisione o guardo TikTok, no, cioè l'unica cosa, immaginate se questo è un momento decisivo, lo chiama la moglie, che fai, non rispondi, dopo ti devi sbattere, ti devi taccariare con tua moglie, amore, amore, senti, voglio sapere, vieni stasera a cena, amore, non lo so, siamo imballati perché non si riesce a capire, o papà si esce, non esce, cioè non... amore, ma lo devo sapere, mica posso buttare il cibo. Amore, io che ne saccio, ma che ne saccio? Che sono cardinali, cioè, non si sa. Se, cioè, tu lo sai, faccio un lavoro particolare. Io già fatico ogni motivo. Amore, tu sul lavoro che fai il tuo fumo e niente arrosto. Amore, ma non mi ascoltare. Pure i bambini vogliono sapere. Mamma, vieni o non vieni? Amore, ha detto mamma, se abbiamus, io vengo. Se non abbiamus, sono ballato, non posso venire. A un certo punto arrivo il capo cardinale, ma tu sai del tuo fumo. E chi si imbroglia? Cioè, invece della granella del fumo nero, butto zucchero, la farina e il fumo bianco. Che fa? Più prima papa che ti vuoi portare di mano, lo metti in mezzo. A roba che te ne fai? Andando, questo papa che sapevo mai chi, cioè si è trovato a passare che sta andato in bagno e che lo hanno ammalato. Questo è importante. Quindi ampia solidarietà a Raffaele, il fumologo. Da retta il carcere, Raffaele, numero uno.